No, noi non dobbiamo ripartire da niente, scusa, la squadra ha visto stasera il carattere, la forza che ha, non c'ha mai paura di niente, è un atteggiamento giusto, un atteggiamento che a noi piace, devo fare solo che i complimenti ai ragazzi perché la partita anche sul 2-0 hanno sempre giocato a pallone, abbiamo secondo me fatto un'ottima partita, loro sono forti, non è che lo scopriamo adesso, hanno un portiere fenomenale, ha fatto una parata incredibile. Noi sulla stessa posizione abbiamo preso gol, purtroppo lui dopo un secondo ha fatto un miracolo sotto il 7, quindi complimenti a loro, la partita è andata da episodi, no, non posso dire niente assolutamente ai ragazzi. Noi sul 2-0 abbiamo sempre fatto la nostra partita, cioè, lo sappiamo che loro sono forti, hanno ottimi giocatori davanti, c'è Mario artistico che è un fuori classe puro e quindi è normale che dovevamo concedere qualche cosina, purtroppo siamo stati, non mi pare di aver concesso molto fino all'episodio del primo gol. Quindi purtroppo il calcio è fatto di episodi, noi siamo stati sfortunati nei nostri episodi, allora siamo stati favorevoli e abbiamo perso la partita. Comunque complimenti a tutte e due le squadre perché sono veramente due ottime squadre e soprattutto hanno messo in campo un agonismo, una determinazione ma senza nessuna cattiveria, senza nessun contrasto cattivo a far male all'avversario, quindi devo fare i complimenti al Cotto ma soprattutto a noi perché stasera abbiamo dimostrato anche con tantissime assenze di avere un carattere, una forza, una voglia di un attaccamento alla squadra, io di questo sono orgoglioso e devo ringraziare i miei ragazzi. Complimenti per la signorilità sportiva, in bocca al lupo a Francesco Testa Ciao allora. ragazzi.